Importante successo esterno del Matera che sul campo del Benevento si impone per 2-0 portando via i 3 punti. Una vittoria meritata per i biancazzurri che hanno sempre tenuto sotto controllo gli avversari. Una squadra, il Benevento, con un organico di tutto rispetto. Oggi tra l'altro schierava l'ex De Solda. I Sanniti le cose migliori le hanno fatto vedere in apertura di gara. 3 occasioni nel giro di pochi minuti che hanno messo a dura prova il numero 1 della Torre. Poi il caro dei padroni di casa con il Matera che si limitava a controllare ma non rinunciava ad insidiare la porta avversaria con puntate offensive. Il gol dell'1-0 è nato dagli sviluppi di un calcio di punizione, il tiro potente nello specchio della porta e di fa la guerra, la respinta del portiere Dei, sulla ribattuta interviene Onofrio che infila la palla in rete. Nel secondo tempo ci si aspettava la reazione del Benevento, ma sono stati bravi i ragazzi di Florimbi a controllare le offensive avversarie con un gioco preciso e ordinato in tutti i reparti. Il tecnico materano ha dunque inserito il neoacquisto Zian, che è stato senz'altro all'altezza delle aspettative. Un'ottima gara la sua, spesso ha messo in subbuglio la retroguardia del Benevento, ma il gol del raddoppio porta la firma di Fida al suo terzo gol stagionale. L'azione è nata da una triangolazione veloce che ha fatto scattare il contropiede. Il numero 11 materano si è involato verso la porta difesa da Dei e lo ha trafitto. Nei restanti 10 minuti di gioco il Benevento ha fatto ben poco per impensierire i biancazzurri e alla fine la vittoria per i materani è stata più che meritata.